Commercio, distribuzione organizzata, ristorazione e settore alberghiero. Sono 5 milioni i lavoratori interessati dallo sciopero proclamato dai sindacati del terziario di CGIL, CISL e UIL per la giornata di domani. 428.000 soltanto in Veneto. Incrociano le braccia perché alcuni contratti sono scaduti addirittura nel 2018. Oltre 1.000 lavoratrici e lavoratori del Veneto parteciperanno alla manifestazione del Nord Italia che si terrà a Milano. Abbiamo sacchi di lavoro nero, denuncia Cecilia De Panze, segretaria generale Filcams CGIL Veneto, specialmente nel settore del turismo, nei pubblici esercizi e nella ristorazione, che sono tra i contratti che facciamo più fatica a rinnovare. Secondo la CGIL, gli uffici vertenza hanno recuperato oltre 36 milioni di ore di lavoro nero, più del 40% del lavoro del settore. La cosa triste è che questo riduce di rango l'importanza del settore perché sono solo lavoretti, continua De Panz. Invece, ridando dignità alla base, si potrebbe addirittura incidere sul PIL. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 21 dicembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la protesta, o meglio lo sciopero di commercio e turismo previsto domani. Lavoro nero e stipendi bassi. In Veneto 428.000 addetti, un migliaio andrà a Milano per manifestare, lo leggiamo nell'articolo di Enrico Ferro per i quotidiani del gruppo NEM. Le 3 sigle sindacali unite, paghe da fame e contratti fermi da 4 anni. Dalla nave De Vero alle barche, prevista un'adesione massiccia, stime di alta partecipazione secondo la CGIL, soprattutto all'Apple Store e nei supermercati Conad e PAM, e non dimentichiamo il turismo. Questo è il quadro in particolare a Venezia, dove la sindacalista Caterina Boato si dice fiduciosa e molti incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo dei contratti. Lo leggiamo in un articolo di Maria Ducoli per la Nuova Venezia. Ma voltiamo pagina e proseguiamo la rassegna stampa di oggi, tornando in un primo momento sulla notizia di primo piano, il femminicidio di Vanessa Ballan. Allora partiamo dal Corriere del Veneto. Vanessa uccisa, la procura ammette, sottovalutata l'urgenza del caso. Il procuratore Martani parla di un errore di valutazione sulla denuncia. Bunyar Fandai, infatti, l'ex di Vanessa Ballan, l'aveva già aggredita dandole una spinta, poi l'avrebbe minacciata alla fine della loro relazione dicendole ti ammazzo, e poi il 26 agosto di quest'anno era riuscito addirittura a entrare nella casa dove Vanessa viveva con il figlio di 5 anni e il compagno 28enne Nicola Scapinello, e l'aveva minacciata: lascia il tuo compagno e torna con me. 2 fatti questi ben descritti in una denuncia che Vanessa Ballan aveva presentato ai carabinieri 1 mese e mezzo fa, che potevano indurre la procura di Treviso a prendere dei provvedimenti nei confronti dell'imbianchino 40enne, ma così non è stato. Dice Martani, stavamo attendendo la relazione tecnica sui contenuti dei telefonini e si pensò che non ci fosse immediato pericolo per l'incolumità della donna. Vediamo i quotidiani del gruppo NEM. L'assassino ci aveva già provato, aggressione al lavoro e agguato a casa. Dopo le denunce di Vanessa, però, nessun provvedimento restrittivo nei confronti di Fandai, un delitto premeditato quindi. E ancora, leggiamo l'altro titolo dei quotidiani del gruppo NEM: è stato un caso sottovalutato, da capire cosa non ha funzionato. Queste le dichiarazioni del procuratore Martani. Il PM non ha percepito l'urgenza, ma al massimo poteva chiedere il divieto di avvicinamento. Ora Fandai è accusato di omicidio pluriaggravato e premeditato, rischia l'ergastolo a causa delle molteplici aggravanti che si sommano all'accusa principale. Ma voltiamo pagina e torniamo a parlare della battaglia etica che si sta svolgendo in Consiglio regionale, la questione del fine vita. Marco Cappato, presidente dell'associazione Luca Coscioni, ieri a Mestre, per una iniziativa organizzata proprio dall'associazione sul tema del suicidio medicalmente assistito, chiede che il voto in Consiglio regionale sia palese sul testo di legge di iniziativa popolare per il quale
Cappato assieme alla sua associazione hanno raccolto solo in Veneto oltre 9.000 firme, un progetto di legge regionale che appunto a gennaio dovrà essere discusso, eventualmente emendato e poi approvato o bocciato, insomma votato dal Consiglio regionale. Ma la notizia di oggi è che c'è un esponente del Partito Democratico, Anna Maria Bigon, consigliera regionale, che si dissocia dall'indicazione di voto del suo partito, che è favorevole al fine vita e al progetto di legge dell'associazione Coscioni. La consigliera del PD dice: proporremo emendamenti al progetto di legge. Erika Baldin del Movimento 5 Stelle replica a stretto giro: no, il testo non si modifica, deve essere approvato così com'è per rispettare la volontà dei cittadini che l'hanno presentato. Fratelli d'Italia nel frattempo è contro la legge, Forza Italia non si è esposta ma ha chiesto di sospendere l'esame in prima commissione e la Lega invece è spaccata. Il testo comunque approderà in Consiglio regionale il 16 gennaio quando verrà esaminato, emendato e infine votato. Ieri all'M9 di Mestre il convegno dell'associazione Coscioni a 17 anni dalla morte di Pier Giorgio Welby. E sulla stessa pagina del quotidiano del gruppo NEM, assieme all'articolo di Laura Berlinghieri, ci sono le parole di Stefano Geller: non voglio più sopravvivere, la sopportazione ha un limite. Il testo è stato letto in quinta commissione in Consiglio regionale. Io mi amo a tal punto di non voler più soffrire. L'Italia è un paese laico e la religione deve stare al suo posto. Risponderò solo davanti a Dio. Queste le parole di Stefano Geller, 51enne di Cassola, affetto da distrofia muscolare dalla nascita. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima la troviamo sulle pagine del Gazzettino: torna la caccia al lupo, sono pericolosi per il bestiame e troppo vicini alle case. Per Bruxelles la specie non è più a rischio, 20.000 gli esemplari nel vecchio continente, l'aumento più significativo sulle Alpi, molti avvistamenti recenti nel Bellunese. Di cosa si tratta? Quindi di una proposta dell'esecutivo dell'Unione Europea al Consiglio per abbassare il livello di protezione. C'è il sì di Lollobrigida, rappresentante italiano, ma il WWF protesta. E la notizia anche sui quotidiani del gruppo NEM: i lupi nel mirino dell'Unione Europea, la Commissione propone di declassare il grado di protezione del predatore, plauso degli allevatori in Veneto, insorgono gli ambientalisti, è oltraggioso. Fauna selvatica, una decisione che divide. L'articolo è di Francesco Dalmas sui quotidiani del gruppo NEM. Chiudiamo con l'ultima notizia dalle pagine del Gazzettino, in un articolo di Alvise Sperandio: arrivato su un barcone, Kebbis ha donato gli organi, è la prima volta per un rifugiato. Il 23enne gambiano morto in un incidente aveva manifestato in vita il suo desiderio. Le corne alla Banca degli Occhi di Mestre grazie al ponte sanitario con la Sicilia. Il direttore della Fondazione Ponzin: dopo un'esistenza di certo complessa e difficile, un grande gesto di altruismo, donati anche cuore, fegato e pancreas. La notizia ha fatto il giro d'Italia, l'idea di una colletta per rimpatriare la salma. Ebbene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.